Il destino dei bambini, ora adulti, arrivati nel 1992 in Italia dall'orfanotrofio di Sarajevo e la loro ricerca delle famiglie naturali. L'Estonia con coerenza sta totalmente digitalizzando la propria burocrazia, i vantaggi e i pericoli per i cittadini. Salyut 7, blockbuster gradito al Cremlino che racconta la fascinazione dei russi per l'esplorazione del cosmo. Nel lager nazista di Gross-Rosen, dove furono rinchiusi anche molti italiani, gli archeologi polacchi hanno scoperto una fossa comune e ora stanno identificando le vittime. A 3 secoli dalla nascita, Vienna dedica una grande mostra all'imperatrice Maria Teresa che impose la modernità all'impero degli Asburgo. Il 18 luglio 1992, alle 10 del mattino, un convoglio con 46 bambini lasciava l'orfanotrofio Ljubica Ivesic di Sarajevo. La capitale bosniaca era sotto assedio e la città di Milano si era offerta di accoglierli. Il direttore dell'istituto, che oggi si chiama Bielave, ricorda bene quel periodo. Non c'era l'acqua. La gente si riuniva per rifornirsi di acqua e diventava bersaglio dei bombardamenti. Bombardavano anche i funerali per fare il maggior numero di vittime. Una granata è caduta qui nel cortile. Anche il nostro orfanotrofio era obiettivo delle granate durante la guerra. Il piano era di ospitare temporaneamente i bambini all'istituto Mamma Rita di Monza. La guerra era appena iniziata e tutti pensavano che sarebbe durata poche settimane. Durò invece 4 anni e quei bambini non rientrarono più nel proprio paese. In molti casi non erano neppure orfani, provenivano da famiglie in difficoltà che li avevano temporaneamente affidati all'istituto. Finita la guerra, i familiari cominciarono a cercarli, ma nel frattempo erano iniziati i procedimenti di adozione. Il Tribunale di Milano aveva inoltrato le rogatorie, ma errori di trascrizione e la fragilità delle nascenti istituzioni bosniache fecero sì che le rogatorie non arrivassero mai alle famiglie naturali, private così della possibilità di decidere sui propri figli. Le rogatorie non sono mai arrivate ai genitori biologici. Il Ministero Affari Civili di Bosnia e Erzegovina ha dichiarato di non possiedere nessuna documentazione. Sul convoglio c'era anche Amer Lyusha, un bambino di 6 anni. I suoi genitori si erano separati all'inizio della guerra e il padre era morto durante l'assedio. Dopo essere stato al Mamma Rita, era stato separato dal fratello Alen, con cui era arrivato in Italia, e adottato. Suo cugino Kenan lo ha cercato per anni, ma Amer aveva cambiato nome. Ora si chiama Luca. Durante la guerra ero rimasto con suo padre, mio zio. Mi ricordo che andavamo insieme a prendere l'acqua. Mi diceva che i suoi figli, Amer e Alen, erano stati mandati in Italia e che aspettava la fine della guerra per rivederli. Poche settimane fa, grazie a un articolo pubblicato sull'Osservatorio Balcani e Caucaso dalla giornalista Nicole Corritore, Amer Luca è riuscito a tornare in contatto con la sua famiglia di Sarajevo. Luca! Sì, ciao! Mi vedi? Ciao! Mi piacere per vedere adesso, dopo le foto. Anche a me. E mia mamma non so niente. Tutta la vita che voglio vedere, almeno una persona della mia famiglia. Chi mi ha creato volevo vedere. Per questo è il desiderio che ho io e me lo terrò. L'importante è che c'è qualcuno che mi vuole bene. Capito? L'importante è che ci siete voi. Secondo attivisti per i diritti umani a Sarajevo, però, c'è chi sta ancora cercando. C'è un padre che si chiama Stanimir Stojinović che vive in villaggio Čokešina, vicino Loznica, in Serbia. Lui, suo figlio, sta cercando da 95. Suo figlio si chiama Dejan Goljanin, dovrebbe vivere in qualche parte in provincia di Milano. Più di 11.000 cittadini di Sarajevo hanno perso la vita durante l'assedio. Di questi, 1.600 erano bambini. Questa strage è oggi ricordata dal monumento ai bambini uccisi nel centro città. Raffigura una madre che cerca di proteggere il figlio, ma non ci riesce. L'aiuto offerto da paesi come l'Italia ha permesso di salvare molte vite. Nello slancio umanitario, però, sono state anche commesse ingiustizie che molti anni dopo vanno riconosciute.
sloveni oggi votano per eleggere il Presidente della Repubblica. In corsa l'attuale Presidente, il 53enne Borut Pahor, proposto dai socialdemocratici, che nel primo turno ha raccolto il 47% dei voti, e lo sfidante Marian Šarec, 39 anni, ex attore comico e imitatore di personaggi politici, oggi sindaco della cittadina di Kamnik. Šarec, che rappresenta un po' l'antipolitica, nel primo turno è stato scelto dal 25% dei votanti. Pahor, convinto europeista, nel suo programma elettorale propone la difesa dello Stato sociale. Šarec vuole invece combattere la corruzione politica e ringiovanire la classe dirigente del paese. Basta la carta d'identità e il lettore fornito dallo Stato e un computer. In un istante, a portata di clic, l'intera pubblica amministrazione dell'Estonia, uno dei 3 stati baltici ex sovietici, accesso ai dati sanitari, cambio di residenza, rinnovo della patente, dichiarazione dei redditi e persino il voto. Sono solo alcuni dei 2000 servizi forniti dal portale di Stato estone, anche in collaborazione con istituzioni private come le banche. L'italiano Federico Plantera, che lavora per lo showroom digitale di Tallinn, ci ha raccontato come funziona il sistema. Nella pratica si può fare diciamo quasi tutto. Il 99% dei servizi fruibili attraverso la pubblica amministrazione. Ci sono 3 cose che non puoi fare online, che insomma è anche un bene da un certo punto di vista che tu non le possa fare online, ed è sposarti, divorziare e vendere la casa o vendere o comprare casa. L'Estonia in questo modo ha abolito la carta e si è presentata al mondo come punta di diamante dell'innovazione nella pubblica amministrazione, esempio copiato dalla vicina Finlandia ma non ancora dai maggiori stati europei. Uno dei timori sono i rischi per la sicurezza dei dati, ma il paese ha subito solo un grande attacco 10 anni fa, dopo il quale ha messo a punto contromisure che finora hanno funzionato. Il lavoro più delicato lo svolge un'agenzia governativa deputata tra le altre cose alla sicurezza. Uno dei responsabili è Clyde Maggie. È vero che ci sono problemi di sicurezza, ma questi rischi esistono anche nel mondo reale. Per esempio, se metti tutti i documenti con i dati in una sola stanza, in caso di un evento come un incendio li perdi tutti, quindi non puoi essere mai sicuro. Nel nostro caso abbiamo inaugurato un'ambasciata di dati in Lussemburgo. Insomma, copiamo le informazioni in diversi luoghi in modo che siano disponibili anche in caso di minacce e attacchi. In every different threats and attacks. Nell'agenzia del sistema informativo si affrontano e respingono attacchi di tutti i tipi, sia di cybercriminali di più bassa lega alla ricerca di soldi, sia di hacker sponsorizzati da governi stranieri motivati a raccogliere informazioni sensibili. Alla base del sistema digitale estone ci sono dunque server sparsi qua e là in una modalità di scambio dati chiamata X-Road, strada X, spiega il direttore del sistema informativo Andrus Karelsson. It's a secure way of exchanging data because È un sistema sicuro perché garantiamo l'autenticità dei membri e assicuriamo la criptatura del canale di scambio dei dati. La bellezza dell'X-Road è che è una soluzione distribuita al massimo, nulla è centralizzato. In caso di attacco a 1, 3 o 10 istituzioni delle centinaia che ci sono, le funzionalità del governo digitale rimangono intatte. Solutions and public services. Grazie a questo sistema ogni cittadino è in grado di vedere chi ha avuto accesso alle proprie informazioni personali. L'intrusione infatti lascia un segno e, se non autorizzata, è punita dal codice penale. Un paio di situazioni di questo tipo si sono verificate. È stato il caso di un poliziotto e di un medico in 2 casi diversi e separati, in cui per esempio queste 2 persone hanno provato ad accedere a dei dati di persone che conoscevano, ma non avevano le autorizzazioni per poter effettivamente visualizzare queste informazioni. È un film trascinante, epico, una produzione sontuosa che offre e provoca emozioni, che rende lo spettatore partecipe di una grande avventura realmente accaduta.
Questo è Salyut 7, Salyut 7, Colossal russo, che racconta l'epopea di 2 cosmonauti sovietici inviati nel 1985 a salvare la stazione Salyut 7, gioiello della tecnologia spaziale sovietica, danneggiata da una pioggia di meteoriti. A firmare il film, che in Russia è campione di incassi e che è stato presentato in anteprima italiana al Trieste Science Fiction, il regista Klim Shipenko. Come ha reagito il pubblico russo al suo film? Bene, il film è ancora nei cinema russi e ha già guadagnato 700 milioni di rubli, il che è tanto per gli standard russi. Le persone continuano ad andare a vederlo e a tutti piace molto. Finora non ho visto nessuna recensione o commento negativo, quindi sì, ai russi il film è piaciuto. I 2 cosmonauti sovietici di cui racconta il film dovevano evitare che la stazione Salyut, alla deriva nello spazio, fosse rubata dagli americani. In molti hanno detto che Salyut 7 è la risposta russa al hollywoodiano Apollo 13, comune denominatore delle 2 opere e il patriottismo. Non posso scappare da questo paragone sia con Apollo 13 che con Gravity. Capisco che si tratta di un tema cosmico che racconta un'avventura spaziale e quindi in questo caso no, non posso scappare da questi parallelismi, ma spero con questo film di essere riuscito ad andare oltre, di avere raccontato qualcosa di nuovo, a fare ancora un passo in avanti. I cosmonauti nell'era sovietica erano eroi nazionali, miti come Yuri Gagarin, il primo uomo a salire nello spazio, o Valentina Tereshkova, la prima cosmonauta donna. Ma nel 2017, nell'immaginario collettivo dei russi, cos'è l'esplorazione dello spazio? È una cosa cara al cuore dell'uomo russo perché le prime conquiste del cosmo, i primi uomini nel cosmo, erano tutte persone russe e per questo ovviamente il cosmo è legato alla memoria e all'orgoglio dei russi. Il cosmo è una parte enorme della storia di cui i russi sono orgogliosi, rappresenta l'avventura, una conquista. Lo spazio è una realtà molto cara al nostro cuore, non si tratta soltanto di stelle, tecnologia o oggetti morti. Per noi il cosmo è una cosa calda, viva. Salyut 7 è stato visto in una proiezione speciale al Cremlino anche da Vladimir Putin. Il film gli è piaciuto, ci ha fatto i complimenti e si è meravigliato di come abbiamo rappresentato l'assenza di gravità. Mi ha anche chiesto come abbiamo creato gli effetti speciali. Gliel'ho spiegato naturalmente, aggiungendo che è stato un lavoro molto complesso. Ecco, la sua reazione è stata positiva. L'Agenzia Spaziale Russa, malgrado la diminuzione del bilancio dovuta alla caduta dei prezzi del petrolio, è impegnata nella progettazione di una stazione spaziale sulla Luna, una base da cui entro il 2030 dovrebbero partire future esplorazioni del cosmo. L'obiettivo è Marte. Al Cremlino, guardando cosa fanno gli americani, hanno capito che un tassello non secondario della conquista dello spazio è anche la produzione di film come Salyut 7. Gross-Rosen è uno dei lager istituiti dai nazisti in Polonia. Gross-Rosen, Rogoznica in polacco, si trova non lontano da Breslavia. Nel campo transitarono almeno 125.000 persone, circa 40.000 di queste morirono di fame, fatica e stenti. In settembre alcuni ricercatori polacchi hanno trovato una fossa comune in cui i nazisti avrebbero sepolto almeno 300 prigionieri. Durante interventi di conservazione eseguiti nel sito dell'ex lager, in una fossa comune sono stati trovati dei resti umani. La scoperta corrisponde a quanto testimoniato da un internato, un medico belga, che era rinchiuso a Grossen-Rosen negli ultimi mesi prima dell'evacuazione del campo. In una testimonianza resa dopo la guerra, dichiarò che in quella posizione erano state sepolte almeno 300 persone. Finora le ricerche preliminari sembrano confermare questa testimonianza. Alla ricerca partecipa una squadra formata da storici, archeologi ed esperti di medicina forense. Finora sono stati ritrovati i resti di 30 prigionieri. A sovrintendere le operazioni di riesumazione dei corpi è l'Istituto Nazionale Polacco per la Memoria.
Dopo l'esumazione dei resti delle vittime, i corpi saranno trasportati all'Istituto di Medicina Forense di Breslavia, dove sarà effettuata l'autopsia per determinare il sesso, l'età, la condizione di salute, se sarà possibile, e la causa della morte. A Gross Rosen c'era una cava di granito, l'inferno di pietra. I prigionieri in condizioni inumane dovevano estrarre il granito che serviva per la costruzione dei monumenti di Hitler. Znajdujemy się na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Questa è l'area del campo di concentramento nazista Gross Rosen, un campo creato nell'agosto del 1940. La ragione principale per la costituzione del campo era la vena di granito che veniva sfruttato dalla Deutsche Erd- und Steinwerke, un'azienda creata dalle SS. All'inizio il campo era piccolo, doveva servire per l'estrazione di quantità minime di granito, ma successivamente fu ampliato man mano che aumentavano i volumi di pietra estratta. Negli anni successivi, molti prigionieri del campo furono sfruttati come forza lavoro per l'industria bellica del Terzo Reich. Le condizioni di vita nel lager erano atroci, la mortalità altissima. Per questo Gross Rosen fu dotato di un forno crematorio che però non riusciva a incenerire tutti i cadaveri, tanto che le SS furono costrette a far seppellire i corpi degli internati anche in fosse comuni come quella appena scoperta. Secondo ricerche fatte nel dopoguerra, nell'intero sistema dei campi Gross Rosen, la maggior parte dei detenuti erano di origine ebraica, ma c'erano anche cittadini di molti paesi europei. Il secondo gruppo etnico più grande erano i polacchi, seguiti dai russi e dai prigionieri di varie altre nazionalità. Molti anche gli italiani, soprattutto oppositori politici. Esiste la speranza che almeno una parte dei resti della fossa comune possa essere identificata. A differenza di Auschwitz e di altri campi, ai prigionieri di Gross Rosen non veniva tatuato sull'avambraccio il numero di identificazione, ma dovevano portarlo su una piastrina cucita sull'uniforme. Se gli archeologi trovano queste piastrine, gli storici, cercando nei registri del campo, possono dare un nome alla vittima. Maria Teresa d'Austria, a 3 secoli dalla nascita, il ricordo della prima sovrana del Casato degli Asburgo è ancora vivo tra residenti e turisti. Certo che so chi è, la nostra imperatrice Maria Teresa. Maria Teresa, la fondatrice dell'impero austro-ungherese. È una figura molto importante e storica dell'impero austriaco-ungherese. Lasciò alla sua Vienna gioielli come il castello di Schönbrunn, dove Mozart, bambino, suonò per lei. Riformò l'impero costruendo scuole, ospedali e opere pubbliche, introdusse i codici e il libro fondiario, ossia la mappa di tutti i territori di cui era sovrana. Diverse esposizioni in Austria rievocano vari aspetti della sua figura. Di certo Maria Teresa non era stata preparata a diventare sovrana. Il suo straordinario talento politico è emerso più tardi, in particolare dopo che si era sposata. I diplomatici alla corte di Vienna ne parlano nelle loro relazioni. L'unico a non riconoscerlo era il padre. Sovrana a 23 anni sposò Francesco Stefano di Lorena e partorì 16 figli. Le 11 femmine avevano tutte Maria per primo nome. Re, principi e duchi in Francia, Italia e Germania furono i loro sposi. Meglio imparentarsi che farsi la guerra, secondo la migliore tradizione asburgica. La famiglia di Maria Teresa godeva di una gran fama in Europa. La corte di Vienna era ritenuta la più elegante, in parte anche per tutte quelle figlie e i figli. E Maria Teresa ha, per così dire, piegato a fini funzionali la sua discendenza, utilizzandola per i suoi scopi politici, come del resto c'è chi fa ancora oggi. I maligni la chiamavano la suocera d'Europa. Federico di Prussia la combatteva ma la stimava. Di lei disse: finalmente gli austriaci hanno un imperatore ed è una donna. A fine novembre si chiudono le rievocazioni dedicate a Maria Teresa d'Austria, stratega, madre, riformatrice.
L'eredità che ha lasciato al suo paese durerà per molti altri secoli.